Sono qui ad Alassio questa sera per questa 10ª edizione del Trofeo Claudio Ventimiglia, una partecipazione, quella dell'AIS, sicuramente importante, giunta alla sua 2ª edizione come partecipazione, diciamo, insieme all'Istituto Alberghiero, un evento che vede coinvolti molti studenti di diverse scuole alberghiere di tutta Italia. La presenza della sommellerie negli istituti alberghieri è sicuramente importante, fondamentale. Noi abbiamo intrapreso un progetto già da tempo su tutto il territorio regionale, traguardando anche quest'anno tra l'altro un importante, diciamo così, avvenimento, che è la vittoria di un giovane studente di una scuola alberghiera di La Spezia come miglior sommelier italiano. Quindi sicuramente un connubio da portare avanti, una collaborazione da potenziare, da enfatizzare nei prossimi anni e che porterà certamente altri grandi risultati. Siamo qui alla scuola alberghiera questa sera in qualità ovviamente di rappresentanti della codesta associazione. Partecipiamo al premio Ventimiglia conferendo una targa di benemerito al sommelier che meglio si è dimostrato nelle prove di questa mattina. Questa mattina sono intervenute 10 scuole alberghiere sul territorio nazionale, in rappresentanza del territorio nazionale, e abbiamo selezionato, per quanto riguarda la nostra associazione, la figura del sommelier che meglio si è inserito nella tecnica di servizio e nell'abbinamento cibo-vino. Come sapete ci troviamo qua alla 10ª edizione di questo concorso, siamo ad Alassio e ho avuto il piacere di essere invitato e di essere il presidente di giuria come Amira. È stato molto interessante. Io sono reduce dal concorso nazionale delle scuole alberghiere svoltosi a Grado, dove avevamo le scuole che provenivano da tutta Italia ed è stato molto interessante. Devo dire che qua è stata praticamente una fotocopia. Oggi avevamo scuole che venivano dal Piemonte, dal Veneto, ma anche dalla terra della Sicilia, dalle isole. Quindi è stato molto, come si dice, chilometro zero. Della manifestazione possiamo dire che sì, i ragazzi, come tutti i concorsi, come ragazzi, hanno commesso degli errori, però sono errori che sicuramente possono migliorare e oggi soprattutto a loro serve come esperienza. Io l'ho già detto, il vincitore non è il più bravo della giornata, è qualcuno che ha avuto quel pizzico di fortuna in più. In una gara podistica sicuramente partono in 200, il primo che taglia traguardo è il più forte. Qua no, concorrono tanti componenti come il gusto, come tante cose. Quindi per loro è già una vittoria essere stati qua con noi e spero soprattutto che loro ne facciano tesoro per l'esperienza, perché noi abbiamo bisogno dei giovani. Noi forse siamo già i vecchi, stiamo già spegnendo le nostre candele, tra virgolette, della nostra esperienza, e quindi dobbiamo trasmettere loro questa grande voglia. L'Italia è un grande paese basato sul turismo, abbiamo tutto, abbiamo mari, monti, montagne, laghi, storia, cultura, di tutto, non ci manca niente. Quindi sul turismo è una carta vincente per il futuro. Questi giovani che ho qua di fronte sono il futuro dell'Italia, credo in molto a loro e quindi dico che questa gara è sì per dire che c'è stato un vincitore, ma per dire che abbiamo dei giovani preparati che sicuramente daranno un grosso contributo all'Italia che ne ha bisogno. Devo dire che quello che si è visto fa promettere sicuramente molto bene, quindi un grande applauso a questi ragazzi e una nota di merito va sicuramente ai professori e alla scuola alberghiere che in un periodo di grandissime difficoltà, di continui tagli economici e di ore riescono a trasmettere grandissimo amore per questo lavoro e a far crescere le eccellenze dei nostri ragazzi, quindi a loro va il merito. Da parte mia, come direttore di Villa della Pergola, che ho l'onore e il piacere di dirigere ormai da alcuni anni, l'impegno di continuare a credere nei giovani. Sono orgoglioso di dire che l'anno scorso, nella stagione estiva, quella che ci permette di lavorare un po' di più durante l'anno, la media di età dei ragazzi che lavoravano con me era di 23 anni. Tutti e 3 i ragazzi che hanno lavorato con me erano ragazzi della scuola alberghiera, quest'anno uno di loro è diventato maître di sala, quindi è un continuare a credere, investire nei ragazzi, investire nei giovani che sempre, giornalmente e quotidianamente dimostrano
grandissimo amore per questo lavoro e grandissima passione, quindi a noi un po' più, come dire, anziani ci rimane il compito di dare loro la possibilità di esprimersi al meglio.